400 imbarcazioni affondate, 700 milioni di euro di danni ai privati. Fanno ancora impressione i numeri del disastro nautico vissuto da Rapallo un anno fa. Ora, per quanto riguarda la parte pubblica, il 90% del fronte mare è recuperato, dice il sindaco, che promette un 2020 di svolta su due fronti ancora aperti. Il primo è quello del collegamento Prelo e Trelo a San Michele di Pagana. Si parla di 800.000 euro ed è un progetto abbastanza complesso anche per quanto riguarda la realizzazione, ed è il nostro obiettivo per la prossima stagione che questo collegamento sia pronto. Il secondo aspetto è il dragaggio dell'intero golfo, un lavoro complesso e costoso, servono 10 milioni di euro, finora mai realizzato. È un'opera storica che Rapallo non ha mai fatto. Sarebbe un evento straordinario, ma io sono convinto che noi riusciremo a farla perché tantissima la voglia di fare e inizieremo nei prossimi mesi. L'opera viene caldeggiata dai battellieri, per i quali è stato un anno problematico, con la ripartenza della stagione soltanto ai primi di agosto. Ora, peraltro, dovrebbero partire i lavori di ricostruzione del molo dei Primieri. Subito dopo il ponte dei morti il comune dovrebbe iniziare la ricostruzione del nuovo pontile secondo il progetto che ha creato il provveditorato opere marittime. E poi bisogna pensare a quello che è la situazione legata al fondale, per la quale speriamo che comunque venga eseguita un'opera di livellamento per consentire di avere quei fondali che per noi sono necessari per svolgere le manovre di attracco. Resta complessa la questione del porto Carlo Riva. Ieri il progetto di messa in sicurezza è stato presentato al sindaco in via informale. Il primo cittadino, che non entra nel merito delle carte, si dice fiducioso. Ci convince l'atteggiamento del porto e di chi ha voglia di investire nella nostra città.